Tu conosci i crediti cooperativi, le piccole banche? Sì, nel senso ho il mio conto e basta. Sai che adesso devono andare o con Roma o con Bolzano? No, non... Secondo te che cosa perdiamo perdendo le piccole banche, nel senso che diventano un grosso gruppo? No, mi cogli in fallo, non sono informata. È solo una delle tante risposte, tutte molto simili, che abbiamo fatto oggi a Vittorio Veneto. In pochi sanno che entro la fine dell'anno le banche di credito cooperativo perderanno la loro autonomia, costrette dallo Stato, su indicazione dell'Unione Europea, ad associarsi in un unico gruppo. O meglio, questa era l'indicazione, subito modificata da chi l'autonomia ce l'ha per farla. Infatti, se all'origine tutte dovevano convergere su un'unica banca con sede a Roma, ora le opzioni sono tre: Roma, ma anche Trento, ma anche Bolzano. E non è un caso se i trentini abbiano rivendicato per l'ennesima volta la loro autonomia, in questo caso economica. Del resto è soprattutto quella che li rende vincenti nella gestione dei fondi pubblici e soprattutto efficienti nei servizi ai cittadini. Una riforma che invece ai veneti rischia di costare cara e chi già sente odore di fregatura sono soprattutto i piccoli imprenditori. Per noi è un disagio perché le piccole crediti così sono più a portata della nostra tasca, più a portata di noi, perché certi tagli devono farli, siccome li fanno sempre sulle spalle nostre, qualche volta è bene che le fanno anche sulle... Però... Sebbene che noi ci creano un po' di disagio anche, perché il rapporto diciamo direttamente col direttore eccetera diventa un po' difficile. E anche non è più a nostro agio. Peggio ancora per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro con tanto entusiasmo ma poche garanzie. Per noi le piccole banche sono una risorsa e che per noi insomma, che lavoriamo così da piccoli tra virgolette ci danno una grossa mano. Dispiacerebbe appunto che non possono più... Troppo grandi si rischia di perdere il contatto diretto. Esatto, bravo. Infatti proprio così. Ma lei discute col suo direttore di banca? Riesce a parlarci assieme? Se no, discuto io, mi informo di queste cose che le dico. Purtroppo la situazione è questa. E anche chi si informa è talmente arrabbiato che anche senza voce ci tiene a dire.